La frolla si fa con la sugna? Eh sì signore, ve la faccio anche con la sugna, come pulita, a così podonga, non c'è problema. 100 grammi di sugna, 2 uova, mezzo chilo di farina, 150 grammi di zucchero e facile pure una bella grattata. A velocità 2 facciamo impastare. E vi potevo mai fare solo la pasta frolla con la sugna? Vi faccio pure la pastiera. Mezzo chilo di grano, qualche cucchiaio di sugna. Io ho unito un po' di emulsione d'arancia, quella là che faccio io. Voi se volete potete grattugiare del limone e poi unite 100 ml di latte e fate sciogliere il grano, la sugna e l'emulsione d'arancia. Voi lo potete fare anche a mano, io l'ho fatto in planetaria per velocizzare. Un po' di farina sulla spianatoia e siamo pronti. Ve lo potete stendere anche subito se avete fritta, oppure lo fate riposare una mezz'oretta in frigo. I paghi press e quindi subito lo stendo. Guardate. Un velluto. Ecco qua, e adesso lo mettiamo nel ruoto, guardate, anche se non ha riposato, guardate, bella intera. Ragazzi, io il grano lo frullo perché mi piace frullato, voi potete lasciarlo anche così a pezzi. Cinque uova, una fialetta di aromi di millefiori, qualche gocciolina di vanillina oppure 1 o 2 bustine, ecco, 500 grammi di zucchero, frulliamo. Mezzo chilo di ricotta, questa è la mia emulsione d'arancia. Voi ci potete mettere un po' di arancia e un po' di limone grattugiato. Io ci metto la mia emulsione. Guardate, vi sembrerà un pochettino liquida, ma non vi preoccupate, perché questa è una crema. Adesso in forno a 170 gradi per un'oretta, ma raccomando, ogni tanto iatela da un occhio. Eccola qua ragazzi, è pronta. Io non ho aggiunto né cannella né canditi, ma se a voi piacciono mettete angelo, non c'è problema. E se facete sta pastiera scrivetemi nei commenti.